Sparò e ferì un ladro che stava rubando a casa sua. Stamane è arrivata la condanna a 4 anni e 11 mesi per il macellaio di Legnaro Walter Onichini. Solo una settimana fa la fiaccolata in suo sostegno a Padova. Aggredita, picchiata e rapinata in pieno giorno lungo il sottopasso ferroviario di Mestre. Paura per una 27enne portata in ospedale sotto shock. Caccia a 2 banditi. Il governatore Luca Zaia all'attacco dopo l'ispezione del NAS in regione sul caso FAS della plasmaferesi. Il ministro sapeva da tempo, una pratica adottata a livello internazionale. Ci tuteleremo contro le sue dichiarazioni. Un altro weekend tragico sulle strade venete, l'ultima vittima, la donna morta in uno schianto a Belluno. Chi oggi intanto piange la 14enne, travolta in bici sulla Romea, raffica di feriti in altri sinistri. E il fine settimana registra anche una vittima in montagna, un 57enne trevigiano morto in Trentino scivolando in un calalone durante una escursione solitaria. Sequestrati 2,5 milioni di euro a un pregiudicato di fatto nulla tenente, la direzione investigativa antimafia ha messo in sigillo la storica barchessa di Villa Molin e un negozio di prodotti pugliesi. Ogni anno trascorre la mattina di Natale nei reparti dell'ospedale dell'Angelo a Mestre per portare alle persone malate dolcetti, caramelle e un sorriso. La storia di Riccardo Povoleri. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. E parliamo dalla cronaca giudiziaria. Lo ricorderete, giusto una settimana fa, proprio noi di Antena 3, prima con 20:10 e poi anche con Ring, abbiamo raccontato in diretta la fiaccolata a Padova a sostegno di Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, a cui è stata chiesta la condanna da parte del pubblico ministero per tentato omicidio per aver sparato a un ladro che stava entrando a casa sua. Una fiaccolata per dire no alla condanna ad Onichini, una condanna che invece 7 giorni dopo è arrivata stamattina. 4 anni e 11 mesi per tentato omicidio. È arrivata la condanna per Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, accusato di tentato omicidio per aver sparato e ferito un ladro nella sua villetta di Legnaro la notte del 22 luglio 2013. Questa mattina il Tribunale di Padova ha deciso la condanna a 4 anni e 11 mesi, interdizione temporanea ai pubblici uffici e un risarcimento di 24.500 euro. Walter Onichini, 37 anni, aveva sparato al ladro, un albanese 25enne, che si era intrufolato in casa sua con alcuni complici e stava cercando di fuggire rubandogli l'auto parcheggiata sotto casa. Il commerciante lo aveva ferito e caricato in auto per abbandonarlo poco dopo, a circa 1 chilometro da casa, dove era stato ritrovato all'alba da un passante. Ho sparato per difendere mio figlio, ha ribadito più volte Onichini. Il pubblico ministero, Emma Ferrero, però aveva chiesto 5 anni e 2 mesi, secondo la pubblica accusa. Infatti il commerciante aveva sparato per uccidere. Giusto una settimana fa Onichini aveva partecipato ad una fiaccolata in sua solidarietà organizzata dai venetisti, a cui hanno preso parte commercianti come Graziano Stacchio e Franco Birolo, che anche loro hanno vissuto lo stesso calvario processuale di Onichini per aver sparato ai ladri. E intanto a Mestre terrore, attimi di terrore per una ragazza di 27 anni che è stata aggredita e colpita e quindi picchiata e rapinata da 2 individui. È successo la mattina di venerdì scorso, ma poi il fatto è trapelato soltanto nelle ultime ore, nel sottopasso ciclopedonale della stazione che collega via Dante con via Rizzardi. La ragazza è stata portata a pronto soccorso in stato di shock dopo essere stata picchiata e derubata della borsa. Il fatto è accaduto di mattina in un punto che la ragazza percorre quotidianamente per recarsi sul posto di lavoro. Ha incrociato i delinquenti lungo il tunnel e 2 persone che senza proferire parole l'hanno aggredita con violenza, strattonata e colpita con l'obiettivo di impossessarsi della borsetta. All'interno c'era una quarantina di euro in contanti e un cellulare. Se ne sono poi allontanati e la ragazza, come detto, è stata portata in stato di shock all'ospedale dell'Angelo, una prognosi di 5 giorni, adesso è caccia da parte delle forze dell'ordine a questi 2 banditi, anche raccogliendo la testimonianza della ragazza. Dalla questione sicurezza un altro tema bollente, quello dei FAS e la plasmaferesi. Sappiamo venerdì scorso la ispezione i sequestri voluti dalla ministro Beatrice Lorenzin in regione, in sanità in regione, sulla questione plasmaferesi e sulla questione FAS, una polemica molto forte alla quale il governatore Luca Zaia risponde con altrettanta forza proprio mentre si accinge fra pochi giorni a tornare a Roma per continuare a fare il punto della situazione sul tavolo dell'autonomia. La storia della plasmaferesi ha dell'imbarazzante. Intanto questa è una pratica che si fa da anni. Voglio ricordare che abbiamo 56.000 veneti che ogni anno si recano ai centri trasfusionali per sottoporsi alla plasmaferesi per donare la loro albumina.
Quindi vuol dire che se qualcuno dice, se il ministro dice che la plasmaferesi è pericolosa, lo sta dicendo a tutti i donatori nazionali, andate a sentire le associazioni dei donatori. Dall'altro che il ministro mette in discussione questa pratica nel momento in cui alla nostra delibera, nella quale è citata la pratica e addirittura finanziato il provvedimento con 2 milioni di euro, mi imbarazza ancora di più. È evidente che si vuole alzare il tono del dibattito, ma noi non cogliamo le provocazioni. Diciamo che la plasmaferesi la si fa per 56.000 veneti nei nostri centri trasfusionali. È una pratica che nelle linee di indirizzo internazionali si usa per gli inquinanti nel sangue, l'abbiamo applicata. Il nostro direttore generale della sanità, Mantoan, si è sottoposto alla plasmaferesi, più di così cosa vuole che le dica? Andremo a rilevare le vere dichiarazioni del ministro Lorenzin, visto che ci ha mandato in AS. Mi risulta che sia andato in Parlamento a parlare di plasmaferesi. Verificheremo parola per parola cosa ha detto e da quelle parole risponderemo su quelle parole e se servirà anche ci tuteleremo se abbiamo avuto danni. Questa dunque la polemica che ovviamente non si chiude sulla questione FAS tra governo e regione. Adesso torniamo alla cronaca con un weekend davvero tragico, un bilancio terribile in questi 2 giorni sulle strade del Veneto. L'ultimo incidente, l'ultima tragedia è avvenuta a Belluno, intanto Chioggia piange una ragazza di appena 14 anni. Un drammatico fine settimana sulle strade del Veneto, 4 incidenti con un bilancio tragico, 2 morti e 12 feriti. A Belluno, in via Vittorio Veneto, ieri sera intorno alle 21, una Fiat Uno ha sbandato, andando a sbattere prima contro dei cartelli stradali e poi finendo la corsa contro un platano. A perdere la vita Barbara Durastante, 42enne di Roma, che si trovava sul sedile del passeggero. La donna è morta sul colpo. Il giovane, che invece era alla guida, un 39enne di origini brasiliane residente a Belluno, è rimasto ferito ed è stato trasportato e ricoverato in ospedale. I 2 amici si stavano dirigendo verso Ponte delle Alpi quando l'uomo ha perso il controllo della macchina uscendo di strada autonomamente. Sul posto i carabinieri che hanno deviato il traffico verso Nogarè. A Chioggia la città invece è sotto shock per la morte della 14enne Chiara Pavanello. La ragazzina si trovava con l'amica del cuore seduta dietro ad una bicicletta elettrica senza luci. Stava percorrendo la Romea e doveva raggiungere gli amici ad un fast food. Ad un tratto le 2 ragazzine hanno sorpassato un'altra bici allargandosi leggermente. In quel momento un'auto che veniva dalla stessa direzione, guidata da un 20enne residente a Chioggia, non le ha viste, le ha travolte. Trasportate d'urgenza in ospedale per Chiara non c'è stato nulla da fare, ferita invece l'amica. E questa sera, in ricordo della 14enne, è stata organizzata una fiaccolata. Ed ancora un altro incidente, sempre nel veneziano. A Jesolo, lungo via Martin Luther King, un 20enne ha perso il controllo della sua macchina andando a schiantarsi contro un piano marittimo. Violentissimo l'impatto, l'auto si è spezzata in 2. Il giovane portiere del Cavallino è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. La società ieri ha chiesto ed ottenuto di annullare la partita di calcio per stare vicino al giocatore. Ed ancora a Sarego, nel Vicentino, ieri un altro incidente, coinvolte 3 vetture, 6 persone sono rimaste ferite. Sul posto diverse ambulanze che hanno trasportato gli occupanti delle auto in ospedale ad Arzignano. Ma non è finita, a Fonte nel Trevigiano, miracolato un 22enne finito fuori strada. Le immagini dell'auto sono impressionanti. Salvo per miracolo perché indossava le cinture di sicurezza. Drammatica carambola sabato notte in via Castellana, Onè di Fonte, dove un 22enne di Riese Pio X ha perso il controllo della Volkswagen Golf che guidava uscendo di strada e finendo contro il muretto di recinzione della scuola materna. L'auto si è ribaltata, il giovane è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. All'arrivo dei soccorritori, fortunatamente era ancora vivo ma in gravi condizioni, i vigili del fuoco l'hanno estratto dalla carcassa della macchina consegnandolo ai paramedici del 118. Per fare più in fretta, i volontari del 115 di Asolo hanno tagliato la carrozzeria. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e ora si trova ricoverato al Cafoncello di Treviso. Saranno i carabinieri a cercare di stabilire se all'origine della sbandata ci sia stata l'alta velocità o una distrazione. Torniamo a parlare adesso di sicurezza e lo facciamo collegandoci in diretta telefonica con il nostro Federico Fusetti, che ha seguito ciò che hanno detto i carabinieri di Padova nell'illustrare un'operazione che ha portato a catturare 2 predoni che in queste giornate prefestive stavano facendo razzie di appartamenti un po' in tutto il Padovano. Allora, Federico, a te la linea.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. I carabinieri hanno fermato due giovani, 24 e 27 anni rispettivamente albanesi, senza fissa dimora, e sono accusati proprio di aver razziato decine di appartamenti, soprattutto nella periferia di Padova, nei comuni della provincia. Una imponente quantità di refurtiva è stata recuperata, i carabinieri hanno seguito questi due giovani per giorni, dopo aver capito che potevano essere loro i responsabili di numerosi furti che erano stati effettuati nei giorni scorsi a Padova e provincia. Li hanno, come dicevo, seguiti, hanno capito che alloggiavano in un bed and breakfast dei Colle Euganei e sono intervenuti la notte scorsa. I due hanno anche tentato di fuggire dalla finestra, ma sono stati fermati, e nascosti nell'appartamento c'erano centinaia di oggetti rubati dalle case dei padovani. Si tratta di monili in oro, orologi, ma anche capi d'abbigliamento e ovviamente articoli tecnologici come telefoni e tablet, oltre a 2.500 euro in contanti. Pensate che sono stati trovati anche oggetti che erano già sotto gli alberi di Natale di Padovani, quindi ancora impacchettati e pronti per essere poi regalati la sera di Natale. All'interno dell'abitazione anche una sorta di agendina con una lista di obiettivi da colpire, condomini o anche case singole, magari con sistemi d'allarme antiquati o addirittura senza allarme. Quindi due specialisti, ecco, possiamo così definirli, di furti. Due ladri che sono accusati di 6 furti, ma che potrebbero essere accusati in breve anche di un'altra quarantina di furti commessi nei giorni scorsi a Padova e provincia. Per il momento da Padova è tutto, a te la linea. Grazie a Federico Fusetti. Restiamo a Padova per parlare di un'operazione della Direzione Investigativa Antimafia che ha portato al sequestro di 2,5 milioni di euro, tra questi beni anche una villa. La storica barchessa di Villa Molina al centro di un'indagine della DIA di Padova in collaborazione con la sezione operativa di Lecce, che hanno dato esecuzione ad un sequestro nei confronti di Giuseppe Donofrio, pregiudicato pugliese ma da anni trasferitosi a Padova. I sigilli questa mattina sono stati messi ad una porzione della storica villa di proprietà della moglie di Donofrio, sequestrate anche le quote di capitale sociale della società Itrulli SRL con sede a Padova per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. I precedenti giudiziari di Donofrio, ormai noto commerciante nell'area veneta, delineano la sua figura di esponente di vertice di un'organizzazione criminale dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri negli anni 80 e 90 e con precedenti specifici anche per traffico di stupefacenti e furto. L'indagine ha ricostruito la proprietà dei beni, tutti riconducibili al commerciante pugliese e acquistati con risorse provenienti da attività illecite. In particolare gli inquirenti hanno stabilito come le disponibilità economiche investite per l'acquisto della villa e per l'avvio dell'azienda Itrulli non potessero essere lecite in quanto i coniugi in quel periodo si erano dichiarati nulla tenenti. Abbiamo parlato durante il nostro telegiornale della piaga della sicurezza stradale, tante vittime che vengono contate purtroppo ogni settimana, è una piaga che riguarda anche la montagna, purtroppo anche in montagna tante vittime, tanti feriti. C'è stata una vittima trevigiana nello scorso weekend, un 57enne che è morto in Trentino. Era disperso da sabato sul Monte Bondone in provincia di Trento. Nella notte del ritrovamento del corpo, Stefano Marcuzzo, 57 anni, agente di commercio di Santa Lucia di Piave, padre di 5 figli, ha perso la vita durante un'escursione. A tradirlo una lastra di ghiaccio su cui ha perso l'equilibrio precipitando lungo un canalone. Per lui si erano mobilitati con mezzi e lampade a una temperatura di meno 20 gradi gli uomini del soccorso alpino del Trentino e dei vigili del fuoco. Marcuzzo era partito da solo dalla Valle delle Viotte con le ciaspole diretto alla vetta del Cornetto. È stata la compagna a dare l'allarme a sera quando, dopo un ultimo SMS, del 57enne non aveva più notizie e ormai si stava facendo tardi, troppo tardi per non ipotizzare che gli fosse successo qualcosa. Il corpo è stato ritrovato nel canalone. Nelle fasi di recupero anche un tecnico del soccorso alpino è inciampato scivolando e procurandosi una frattura. Parliamo di comuni adesso, di fusioni di comuni. Ieri nel Veronese c'è stato un referendum per la fusione dei comuni di Caldiero e Belfiore, ma è stato un referendum evidentemente poco sentito dalla cittadinanza,
visto che ha votato solo il 35% degli aventi diritto, e ha vinto comunque il no. Il progetto di unire i due comuni è stato bocciato senza mezzi termini. Netta la vittoria dei contrari a Cagliero, dove ha votato solo il 35%, come dicevamo, addirittura schiacciante. A Belfiore, dove l'affluenza è stata del 55%. Comunque la vittoria del no, quindi nessuna fusione tra i due comuni del Veronese. A proposito di amministrazioni comunali, il Movimento 5 Stelle a Venezia torna ad attaccare il sindaco Luigi Brugnaro per il presunto conflitto di interesse sull'area dei Pili. Nel nuovo bilancio di previsione è stato inserito nell'elenco triennale delle opere nuove da fare un ponte ciclopedonale, una passerella ciclopedonale che dal Parco di San Giuliano arriverà direttamente all'area dei Pili, quindi l'area di proprietà del sindaco. Un investimento da 3,9 milioni di euro che secondo il consigliere a 5 Stelle Davide Scano non serve a nulla, dal momento che esiste già una pista ciclabile che arriva davanti al Vega e dovrà proseguire per via Torino attraverso il sottopasso della stazione ferroviaria di Marghera. Una pista esiste già. L'altra pista sarebbe un inutile doppione e addirittura arriverebbe nell'area dei Pili, cioè l'area del sindaco, dove lui potrebbe fare parcheggi, alberghi, spazi commerciali, quindi beneficiare di un'indebita valorizzazione a danno ovviamente del pubblico che mette questi soldi. I grillini presenteranno quindi un emendamento al bilancio per chiedere al Consiglio Comunale di sospendere questo stanziamento e dedicare l'investimento a un altro progetto di interesse collettivo. Questi 3,9 milioni noi li vogliamo spostare o nell'area dell'ex Umberto I o nell'area ex MOF di via Porto di Caverniago per fare una cosa che tutti i cittadini mestrini aspettano, cioè un nuovo palazzetto polifunzionale, cioè un palazzetto per fare sport ma anche per fare spettacoli, quindi quegli spettacoli che concerti soprattutto che non riusciamo ad ospitare nella nostra città perché non abbiamo strutture adeguate. Adesso la pubblicità, poi vi racconteremo la storia di un Babbo Natale speciale. Rieccoci in studio, telegiornale prima edizione di Antenna 3, ci avviciniamo al Natale, come sappiamo sono giornate importanti anche e soprattutto per chi non sta bene, per chi si trova in ospedale, magari è costretto a passare proprio la giornata del Natale in una corsia d'ospedale, nel reparto, in un letto d'ospedale. Allora c'è chi da anni allieta queste persone trasformandosi per un giorno in Babbo Natale, grazie anche alla solidarietà dei commercianti, portando dolcetti e portando regali e sorrisi. Sentiamo. Ci sono persone che hanno bisogno, ok, di un sorriso, ok? C'è gente che è abbandonata a se stessa. E così, invece di girarsi dall'altra parte facendo finta di nulla, Riccardo Povoleri agisce. Da 29 anni trascorre la mattina di Natale nei reparti dell'ospedale dell'Angelo di Mestre per portare alle persone malate dolcetti, caramelle e un sorriso. Questo anche grazie alla generosità di molti commercianti del veneziano. Ho cominciato di fare il giro delle caramelle, raccolta di caramelle dai vari commercianti Venezia, Mestre, Treviso, Mogliano, Preganziol. Chi più chi meno mi dava dai 3 kg, 4 kg, chi mezzo etto, chi 10 caramelle, comunque chi più chi meno ha sempre contribuito. Quest'anno Riccardo, che lavora nella mensa del petrochimico di Marghera, è già arrivato a circa 30 kg di caramelle. Ormai in ospedale non è Natale senza il suo arrivo e quello di qualche amico che gli dà una mano. Assegnata la nona borsa di studio in memoria di Jacopo, sedicenne che perse la vita il 4 gennaio del 2009 a Ospitale di Cadore, una cerimonia colma di emozioni al Liceo Da Vinci di Treviso. Jacopo, 16 anni, una vita da vivere, tanti sogni nel cassetto. Il 4 gennaio 2009 ad Ospitale di Cadore la tragedia. Durante un'escursione con gli scout il drammatico incidente, scivola in un canalone. Nulla da fare per il ragazzo che viene recuperato privo di vita. A 9 anni dalla sua morte le parole commoventi della mamma. Era molto generoso e socievole e con una bontà d'animo veramente molto elevata. Un sorriso contagioso, un ragazzo che riusciva ad unire tutti. Questa mattina al Liceo Scientifico Da Vinci, che Jacopo frequentava, è stata assegnata la nona borsa di studio. Un'emozione immensa, dice la mamma. Beh, l'emozione non manca mai, diciamo che
è difficile che non ci sia perché Jacopo mi manca sempre, però queste sono occasioni, anche stare insieme a tutti quanti me lo fanno sentire vivo intorno a me e per me è importantissimo. Molte le iniziative per ricordare il sedicenne. E oltre alla borsa di studio facciamo anche solitamente una passeggiata lungo i sentieri della Valbona, sopra Ospitale di Cadore, che sono i sentieri che lui ha lasciato quel 4 gennaio, e ripercorrerli in compagnia con gli amici, così è sempre molto bello perché si parla di lui continuamente e viene ricordato proprio. Il cuore di mamma Mirella batte forte, Jacopo rimarrà vivo nei ricordi dei compagni e degli amici e la loro presenza a queste iniziative ne sono la testimonianza. Vi ricordo che c'è sempre la nostra rubrica dei presepi, il tuo presepe Natale 2017, quindi continuano ad arrivare tante segnalazioni e quindi potete inviare i vostri presepi ai numeri in sovraimpressione. Adesso notizia ospiti perché c'è da capire questa oggi cosa ci sarà, quali saranno gli appuntamenti della programmazione, e quindi partiamo con Ore 13 fra pochissimo parlando di politica, e il titolo della trasmissione è tutto un programma: vitalizi, perché non li aboliscono tutti. Ospiti in studio Simone Borile, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune di Padova, e poi Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico, e Tommaso Razzolini, consigliere provinciale di Forza Italia nella provincia di Treviso. Questa sera poi 20:10 si parla di FAS, di plasmaferesi, quindi una polemica bollente di questi giorni con Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord. E poi questa sera, come ogni lunedì, torna Ring dalle 21:15, la politica alle corde, il nostro talk show del lunedì sera, e questa sera si parla di voto, si parla di elezioni, politiche amministrative, le politiche anche in primo piano, sono giorni importanti, ormai marzo si avvicina e anche lo scioglimento delle Camere è previsto per fine dicembre, accordi, disaccordi, centrodestra con qualche malumore, il centrosinistra imbrigliato un po' nella questione delle banche. Dunque se ne parla questa sera con Alessandro Bisatto, segretario regionale del Partito Democratico, Gian Antonio Darè, segretario regionale della Lega Nord, e Simone Scarabel, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ovviamente però anche attenzione massima a altri temi come la sicurezza, vista anche la notizia di oggi della condanna di Walter Onichini, il macellaio, appunto condannato per tentato omicidio per aver sparato al ladro. Quindi tanta carne al fuoco anche stasera con Ring. Non mi resta che lasciarvi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Inizio di settimana ancora all'insegna del tempo stabile e asciutto, tuttavia con qualche nube in più. Vediamo il dettaglio del 18 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da un tempo asciutto e il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Venti freddi di Bora. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 2 e 5 gradi, valori notturni ampiamente sotto zero, eccetto sulle coste. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui il cielo sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio, come ci mostra la nostra grafica. Il clima sarà via via più freddo, con le temperature massime che sono attese tra 4 e 7 gradi, valori notturni ovunque sotto lo zero. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo parzialmente nuvoloso su tutta la regione, sono attese anche nevicate diffuse, specialmente sui confini alpini esteri, localmente anche in alcuni settori del Bolzanino. Temperature massime tra 0 e 4 gradi, valori notturni ampiamente sotto zero. Il mare sarà quasi calmo, localmente calmo nella laguna di Venezia, i venti moderati occidentali. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.